Ciao a tutti, partiamo dalle info fondamentali. Sono vestito così perché sto per uscire in bici ed è l'unica cosa importante, quindi vedrete un bel po' di video da qua in poi di uscite in bici da strada, mountain bike e altre cose. Faccio un brevissimo video perché voglio mostrarvi una cosa di cui sono molto orgoglioso. Mi sono organizzato tutto il materiale che ho per manutenzione e cura della bici e delle bici in una super cassetta degli attrezzi. Vado a prenderla. Più che cassetta degli attrezzi è un vero e proprio trolley. È diviso in tre, diciamo, scompartimenti o in tre oggetti che si combinano fra di loro in modi diversi. C'è la classica cassetta degli attrezzi qua sopra, una sezione intermedia che può essere inserita come no e diciamo un grande vano di carico per oggetti di grandi dimensioni in basso. Ha le ruote e ha il doppio manico, quello che avete già visto, e il manico piccolo per portare in giro solo la valigetta. Vi mostro un po' come ho organizzato le cose all'interno. Prima di tutto sgancio la valigetta, questa, dalla parte intermedia che vi dicevo prima e che poi dà l'accesso al vano più grande dove ci stanno un po' le cose che utilizzo meno spesso. Infatti ho seguito questa logica. Questa cassetta degli attrezzi contiene tutto quello che mi serve per pulire la bici, per fare manutenzione, per fare in modo che io possa avere i mezzi sempre pronti ad uscire. Nel comparto intermedio ci sono tutta una serie di oggetti, ricambi, ci sono le camere d'aria e tutto quello che mi può servire da sostituire o integrare prima o dopo un'uscita. Nella parte bassa ci sono accessori e cose per manutenzione diciamo più sporadica o se devo cambiare un componente, ci sono un paio di pneumatici o cose del genere, ma andiamo un po' più nel dettaglio, passo passo. Valigetta principale. In questi due scomparti, adesso questo è vuoto perché ho fatto pulizia proprio l'altro giorno, ho pulito la bici. Da questa parte tengo degli stracci che adesso sono a lavare ad asciugare, con cui appunto lavo, asciugo la bici, pulisco la catena e cose del genere, e dei pezzi di carta. Tengo anche i guanti per la manutenzione. Da questa parte ho quello che serve al volissimo per fare dei veloci interventi, ad esempio oliare la catena prima di un'uscita, oppure questa scatolina dove di solito tengo il kit con i vermicelli se devo fare una riparazione o se devo spostarlo da una bici all'altra, due batterie di ricambio per sensore cardio, frequenza di pedalata, cadenza e così via, e i famosi distanziali di diverso tipo per i dischi dei freni. Quindi qui a portata di mano c'è quello che mi serve al volo. Apro la valigetta e ho anche qua dei panni, tutto quello che mi serve veramente da prendere senza pensare molto velocemente. Un multitool, un set di inserti con appunto tutte le punte, dalle Torx alle brugole, cacciavite a stella, cacciavite a taglio, chiavi esagonali e così via, e due gonfia e ripara, giusto per eventuali riparazioni velocissime. Ho anche una chiave per controllare l'usura della catena. Questa è, diciamo, la parte alta della cassetta degli attrezzi. Qui dentro poi ho un po' di prodotti per la manutenzione e per la pulizia, dal pulitore delle scarpe al Bike Protect di Macoff, così come uno spray sgrassante per la trasmissione. Sempre qua dentro c'è la pompa per regolare il sag, per fare il sag di forcella e ammortizzatore, e poi un po' di oggetti utili per la manutenzione. Uso questo per pulire la catena, classici due spazzolini legati insieme, oppure questo
aggeggio che a dir la verità non ho mai usato per pulire la trasmissione, perché alla fine lo faccio sempre a mano o con gli spazzolini. Questo telo con l'elastico che serve per proteggere la bici se devo caricarla in bagagliaio della macchina. Quindi diciamo che la cassetta degli attrezzi nella parte alta è comprensiva di tutto quello che serve per andare via se devo organizzare una trasferta o se devo appunto andare in un posto più lontano con le bici, trasferendomi in macchina o viaggiando in macchina. Questo è anche uno dei motivi per cui ho voluto crearmi e organizzarmi una cassetta degli attrezzi di questo tipo, perché quest'anno, come avete già iniziato a sentire nei video, ci saranno diversi appuntamenti ed eventi, anche gare, per le quali dovrò muovermi con la macchina tendenzialmente o con altri mezzi di trasporto. Quindi oltre alla bici e a tutto quello che mi serve per pedalare fra abbigliamento e accessori, mi devo portare via anche qualcosa di organizzato che mi permetta di fare un minimo di manutenzione, qualche piccola riparazione se dovesse succedere qualcosa. Tutto il setup non è ancora completissimo, sicuramente mi manca qualcosa che ho già, diciamo, listato o che sto aspettando, ad esempio un forcellino di ricambio da portarmi sempre per la Epic perché mi fa sentire più tranquillo, o altre cose che adesso non mi vengono in mente. In ogni caso, se vedete che c'è qualcosa che secondo voi manca o che potrei organizzare in modo migliore, scrivetemelo nei commenti, è tutto ben accetto. Questa è la parte intermedia del trolley, diciamo così, della totalità della valigetta portaattrezzi, che sta in pratica fra la valigetta classica e il vano, diciamo quello più grande. Si può utilizzare a metà, quindi inserire a metà oppure no, perché appunto i ganci della valigetta prevedono sia l'aggancio a questa altezza che all'altezza di tutto il sistema senza questo. In questo scomparto ho organizzato tutti gli accessori intesi come ricambi, quindi tutta questa parte qua è lo scomparto dedicato ai pedali, quindi ho delle tacchette Look, delle tacchette Crank Brothers e un set di pedali Candy di ricambio, perché appunto non si sa mai. Poi ho un po' di camere d'aria, tutte con il proprio cartellino, perché appunto sono Psycho fino in fondo e non voglio dimenticarmi con quali camere d'aria mi trovo meglio, quali camere d'aria ho utilizzato l'ultima volta, e sono un po' assortite per tutti i tipi di bici con cui pedalo o pedalato o pedalerò. False maglie per catene SRAM, per catene Shimano e così via, un po' di accessori tipo i laccetti per il ciclocomputer, questi fighissimi elastici universali per attaccare tutto sommato qualsiasi cosa da qualsiasi parte, che sia una torcia sul casco, una torcia sul manubrio, un accessorio o un ricambio appunto che vuoi attaccare al telaio della mountain bike ad esempio. Sono veramente una figata, li ho trovati su Amazon, costano niente, sono molto molto utili. Tutto lo scompartimento dedicato al ciclocomputer, quindi altri attacchi Brighton da manubrio con i loro elastici e gli altri attacchi e i loro elastici per sensori di velocità e cadenza e tutto il resto. Extra rispetto a tutti i ricambi e al materiale diciamo in più per essere sicuro, c'è questo lucchetto che è una figata, consigliato da Luca di Cicli Grand Zone, che è molto utile sia per legare le bici quando magari si fa un'attività che prevede mezza bici e mezza camminata ad esempio, come mi è già capitato di fare però con un lucchetto più grande, oppure ad esempio per legare le bici quando sono sul portabici sulla macchina e ci si vuole allontanare un attimo appunto dalla macchina stessa. Secondo me molto molto utile, super compatto, me l'ha consigliato Luca di Cicli Grand Zone, come dicevo, veramente una figata. Questo è tutto quello che c'è nello scompartimento intermedio. Passando invece alla parte bassa, qui c'è un po' di tutto, fra pneumatici per bici da strada e mountain bike, il kit di Schwalbe
per il refill del tubeless che faccio periodicamente, un po' di stracci di cotone per la manutenzione, o tutto quello che ho accumulato che mi potrebbe stare comodo. C'è ad esempio una borsa sottosella, un accessorio per le selle Specialized della serie SWAT dove uno può mettere una camera d'aria, è molto simile a quello che uso sulla mountain bike, o ad esempio dei prodotti che uso meno spesso. Questo è il VD40 lubrificante da catena bike che non uso quasi mai perché uso quello liquido a goccia con il quale mi trovo un po' meglio. Poi ci sono, non so, ad esempio una saver che sta sempre comodo, c'è un altro parafango da installare sulla forcella, ci sono un po' tutte quelle cose che non sono di uso comune, quindi non rientrano negli altri due scompartimenti. Questo è quanto. Come dicevo, il tutto è componibile, ad esempio appoggio lo scompartimento intermedio, poi sopra la cassetta degli attrezzi vero e proprio, chiudo così e posso andare via con il trolley completo. Veramente super orgoglioso di questo acquisto, perché alla fine la cassetta degli attrezzi è una cassetta Stanley qualsiasi che si trova al brico, ai negozi tipo Optimax o simili. Io ho speso 50 euro, una cifra secondo me più che onesta, umana. Me la porterò dietro in diverse delle trasferte di quest'anno. Non ho ancora sciolto le riserve su quello che farò quest'anno perché il calendario ovviamente è un po' tutto da definire e le date sono un po' da confermare in divenire. Sicuramente appunto questa mi accompagnerà e appena avrò dei dettagli certi o quando le trasferte saranno imminenti e quindi confermate, lo saprete o qui direttamente su YouTube o tramite Instagram per chi mi segue anche su Instagram. Tutti i link sono comunque in descrizione, quindi se volete rimbalzare da un social all'altro avete tutti i link e tutti i riferimenti. Quello che farò sicuramente sarà personalizzarla con un po' di adesivi e simili che ho accumulato negli anni e poi vediamo se la sfrutterò a dovere come credo. Attenzione, attenzione! Volevo lasciarvi con un piccolo teaser, ma probabilmente vi lascerò con due piccoli teaser perché è appena passato il corriere e mi ha lasciato questo che unboxerò a questo punto in un altro video dedicato, così non facciamo mix fra una cosa e l'altra. Ma parlando delle trasferte di quest'anno, vi faccio vedere giusto al volo un paio di cose che sono già arrivate per questa stagione. Vi faccio vedere solo le scarpe. Vi faccio vedere solo le scarpe perché già qua ci sono degli indizi su delle altre attività diverse che farò quest'anno. Questa la tengo per ultima. Qui abbiamo la nuova scarpa da strada per quest'anno sul bianco, quindi super elegante secondo me, anche un po' tamarra, ma per fare da contraltare con la scarpa che uso in mountain bike, che ho usato in mountain bike diciamo la stagione scorsa, secondo me ci sta a portare anche un po' di tamarragine nella bici da strada. Ve la lascio qua, ma soprattutto abbiamo anche la nuova scarpa da mountain bike, che era quella a cui facevo riferimento poco fa. Adesso sto pedalando con questa che è la Recon di Specialized in versione diciamo azzurra e rosso arancione. Questa è decisamente meno appariscente, però è sempre una scarpa di tutto rispetto perché alla fine è lo stesso modello, cambiano solo i colori. Invece questa è la Road, sempre di Specialized S-Works. La novità è che quest'anno ci saranno un po' più uscite diciamo informali, quindi meno cross country pure, che io chiamerò più enduristiche, e questa è la scarpa da enduro per quest'anno, la Specialized Rime, classica scarpa da enduro con cui si può anche un po' camminare. Tutte le scarpe che uso per la bici sono nel modello con tacchette, però appunto questa è una scarpa che permette anche un po' di camminare. Quindi chiudiamo questo video con super spoiler, non solo di un po' del nuovo materiale
per quest'anno, ma vi ho già detto che oltre al cross country e alla strada ci saranno delle uscite e delle attività anche un po' più easy, diciamo, più enduristiche, più trail, ecco, diciamo così. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale col tasto qua sotto, lasciate un like se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuta la mia cassetta degli attrezzi o se volete chiedermi qualcosa lasciatemi un commento e niente, ci vediamo al prossimo video. Vado a fare una pedalata in bici da strada. Ciao!